Eccoci qua mister, oggi le lascio a lei la parola perché dopo una partita così non so veramente cosa chiederle se non anticipare un bravissimi a tutti, insomma. Sì, sono contento. Sono contento. Un 3-2 alla fine meritato perché siamo sempre stati noi in vantaggio per primi. Il gol del pareggio, del primo pareggio che è stato su rigore è nato da una gomitata volontaria che forse a mio avviso c'era anche gli estremi per l'espulsione. Lei come l'ha vista? L'ho vista esattamente così. Lì bisognava fermare il gioco e purtroppo loro sono andati avanti e caso strano, rigore per loro è questo. Però bisognava fermare il gioco lì perché da parte loro c'è stata una gomitata verso il nostro giocatore. Diciamo antisportiva anche, quindi vabbè, meno male che è finita bene, però devo dire che ultimamente proprio non è che a noi le decisioni arbitrali ci vanno bene, però perché se torniamo indietro di qualche partita vede il Fontanelle, qualcun'altra anche, però vabbè sono contento perché la squadra secondo me il secondo tempo ha fatto molto bene. Sì, 3 punti pesanti questi perché contro una squadra che sul campo comunque si è rivelata fortissima, insomma sarà difficile qua per tutti fare punti. Sì. Ed è anche insomma una delle pretendenti insomma a mio avviso per come sta giocando, però il Portogallo oggi era concentratissimo, era in palla e soprattutto era determinato. Sì, devo dire, sì, accetto questo anche perché se vogliamo forse il primo tempo noi un po' verso il 30° così ci siamo abbassati troppo secondo me il primo tempo, no? Però non è questo il nostro gioco, noi dobbiamo andare a pressare, a cercare di sviluppare azioni in avanti e poi insomma abbiamo dei giocatori che insomma abbiamo una fortuna noi di averli perché poi ti possono risolvere la partita. Sì, parlavo prima col Presidente e abbiamo ancora 2 partite abbastanza dure con la Prodeco e il Vazzola, questo ai fini, anche se è un titolo un po' platonico, di finire e andare al riposo invernale insomma col titolo di campione d'inverno. Lei ci tiene o non le interessa? Ma chiaramente a me interessa il risultato finale di quello che sarà, però insomma se viene. C'ha un encomio da fare a qualcuno in particolare oggi? No, ma no, io credo che tutti hanno, eccetto ripeto secondo me quei 15-20 minuti del primo tempo, il resto no, sono stati tutti bravi. Bene, allora appuntamento domenica prossima al Mecchia, grazie mister. Grazie, buona serata.